Una buona giornata, eccoci qui in diretta, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, benvenuti. Passeremo anche oggi un'ora e mezza insieme con la cronaca dal territorio, ci sono già diversi colleghi dislocati nelle varie zone in cui ci sono i fatti principali in questo 21 febbraio da riportarvi. Parleremo nuovamente di furti perché ahimè davvero è una problematica che interessa tutti i territori, in particolare saremo dalla Marca trevigiana, ma tra non molto ci collegheremo anche da Cavallino Treporti con la nostra Ilaria Marchiori perché ci sono degli aggiornamenti sulla violenta rapina dell'altra sera in casa con un giovane, lo sapete, che è stato ferito a una gamba da un colpo da un proiettile. C'è stato un primo fermo di uno dei sospettati di essere membri della banda che con i passamontagna calati in volto, ve l'abbiamo raccontato anche con le testimonianze delle vittime, ha assaltato questa casa armi in pugno l'altra sera. Parleremo anche dell'anniversario di Vo, 4 anni dalla scoperta del primo caso di Covid. Sappiamo che Vo ha avuto 2 vittime, la nostra Valentina Visentin è tornata sul posto e ci relazionerà su questo. E poi parleremo anche delle nuove norme in agricoltura col nostro Lucio Zanato più tardi. Allora adesso io vedo già collegato Christian Arboit, che è con Simone Merlo, poco lontano devo dire qui da noi a San Biagio di Callalta, perché c'è stato un nuovo raid dei ladri. Buongiorno Christian, a te. Buongiorno davvero Lina, a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Simone Merlo. Mi trovo poco distante da te, dici bene, siamo a San Biagio di Callalta, poco distanti dalla Postumia, dal centro, dalla caserma dei Carabinieri, dalla chiesa. Qui con me anche la sindaca Valentina Pillon, che saluto e ringrazio. Alle mie spalle la casa che è stata presa di mira ieri sera dai ladri, è stata presa di mira verso le 8 della sera, poco prima, quando i proprietari sono entrati in casa. La cagnolina ha iniziato ad abbaiare e qualcuno era stato proprio in casa e l'ha di fatto svaligiata. Sono entrati dal piano terra, però ti farei sentire proprio le parole usate dalla proprietaria di casa, Patrizia Sartori. L'abbiamo intervistata poco fa, è stata molto disponibile. Sentite cosa ci ha raccontato. Ieri sera siamo arrivati verso le 7:30, 7:40 e siamo entrati dal garage e niente, la cagnolina che abbiamo ha cominciato ad abbaiare tantissimo e abbiamo visto una porta aperta del garage. Ho detto vabbè, se la sarà dimenticata mio marito. E poi, vedendo nel soggiorno, ho visto che c'era il balcone aperto e la finestra aperta, rotta, e praticamente sono entrati da là. Mio marito è andato su in camera e tutte le 3 camere avevano aperto tutti i cassetti, tutti maglioni, tutto buttato solo dove c'erano cassetti. E poi hanno portato via, siccome sono già stati 15 anni fa, qua ci hanno portato via abbastanza, in genere mi tengo addosso, però ho lasciato a casa un braccialetto importante e un altro anche, e quelli li hanno presi. Non hanno preso bigiotterie e anche altre cose però questi sì. Voi non ve li siete trovati davanti? No, però secondo me hanno saltato, perché il cane non avrebbe abbaiato così, perché entriamo, ce lo portiamo via, una cagnolina piccola, e secondo noi qualcuno, sì, saranno stati in 2 forse, non so, però hanno sentito e hanno saltato e basta, non so. Quindi probabilmente i ladri erano in casa quando voi siete arrivati e quindi sono scappati in quel momento. Da qui la cagnolina, quindi... Sì, che abbaiava, era proprio è andata verso il soggiorno direttamente, il salotto. Voi avete telecamere? No, però adesso le mettiamo. Ci sono i vicini che ce le hanno e adesso vedremo se hanno magari visto qualcosa dalla telecamera. Quindi allo stato attuale non sapete se 1 o più persone? No, non sappiamo niente. Lei non ha dormito stanotte? Sì, così è stato abbastanza
tanta tensione perché entrano nella tua casa, toccano, adesso sistemeremo. Sistemeremo, dice la signora Patrizia. Io vi mostro un particolare con Simone Merlo. Questa è la siepe, questa è la recinzione. Questo significa che i ladri proprio si sono introdotti, hanno in qualche modo oltrepassato questa recinzione, non si sono fatti remore particolari. C'è poi un altro dettaglio che emerge sempre in questi casi, più con dettaglio, un'ipotesi, forse una cauta certezza, quella che i ladri sappiano dove colpire, che quindi ci sia qualcuno che prima di entrare in azione faccia un sopralluogo o comunque spii i proprietari di casa. Abbiamo sentito anche un po' l'umore dei residenti in zona e l'umore non è buono, sentite. Avete avvertito qualche rumore sospetto particolare? Noi altri stiamo tanto con paura, perché anche, dobbiamo dire, siamo soli in casa e abbiamo il terrore ormai noi, mamma mia. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare con che paura sempre allora? Chiudiamo già i balconi alle 6. A che ora dobbiamo chiudere questi balconi? Che se poi vogliamo rompono anche i tapparelli, rompono tutto. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci noi? Non lo so. C'è paura, c'è apprensione. Beh, certamente, perché non ti vivi tranquillo quando ti senti ste robe. E se andai anche quando io la settimana scorsa, ieri altro che butta su il muro. No. E ora ti dici, se ero a porta, mi butta su il muro, cioè, a roba pesa se qui, è difficile difendersi. Con che cosa dobbiamo difendersi? Che se loro entrano e non fai tempo nemmeno di parlare. Tu non fai in tempo di parlare. Come dobbiamo difenderci noi? Con tutto ciò che abbiamo, gli allarmi e tutto. Vengono dentro uguale. Questi gli interrogativi dei residenti, di queste signore con cui abbiamo parlato poco fa. Hai sentito, Lina, il riferimento al furto di Breda che hai raccontato tu l'altra sera. È uno stillicidio continuo. Sindaca Pillon, questa volta hanno colpito a San Biagio, qui siamo nel cuore di fatto di San Biagio. Lei come si spiega? Sì, innanzitutto esprimo piena solidarietà alla famiglia che è stata vittima di questo furto. Purtroppo è un fenomeno che sempre di più interessa anche le nostre zone, nostro malgrado. Con la polizia locale stiamo cercando, di concerto anche con i carabinieri, di lavorare per cercare di presidiare al massimo il nostro territorio. Mesi fa avevamo anche avviato un progetto che ha avuto un bel successo e la stessa polizia locale di recente, grazie anche alle telecamere che sono posizionate nel nostro territorio, quindi al lettore targhe, è riuscito ad intercettare 2 pregiudicati che poi sono stati anche espulsi. Quindi siamo fiduciosi che questo lavoro possa portare oggi anche a capire chi sono stati i colpevoli malviventi che hanno intercettato, anzi che hanno superato quella che è la proprietà privata della famiglia interessata. Ecco, resta il fatto, Sindaca Pillon, che voi avevate avviato questa sperimentazione, che adesso questa sperimentazione non c'è più per una questione di risorse sostanzialmente. Parliamo del terzo turno per la polizia locale, il turno serale. Quindi a questo punto immagino che lei chieda alle istituzioni, al governo, più trasferimenti da questo punto di vista. Sì, è assolutamente un tema prioritario avere la possibilità del terzo turno per gli agenti della polizia locale, in modo tale da coprire quelle che sono le ore serali e che quindi sono maggiormente colpite per questo tipo di furti. Abbiamo visto, come dicevamo prima, che è stato un progetto molto efficace e quindi ci faremo sentire con le istituzioni affinché anche i comuni più piccoli che hanno un corpo di polizia locale ridotto abbiano questo tipo di possibilità, che non sono solo da un certo punto di vista finanziario ma proprio a livello strutturale. In modo che poi la polizia locale possa supportare anche i carabinieri nell'azione di prevenzione e repressione dei reati. Grazie davvero, Sindaca Valentina Pillon, Sindaco di San Biagio di Callalta. Noi, Lina, io e Simone, ti lasciamo con questa riflessione di Cristian Demma, ieri sera ospite a Ringa, ospite di Nicola Zanetti. Cristian Demma, che è presidente dell'associazione Furti in Corso e che si è soffermato
parlato sul danno anche psicologico che questi ladri fanno alle vittime. Avete sentito poco fa la signora Patrizia che dice: io questa notte non ho dormito, ed era oggettivamente tesa, è stata disponibile, ma si vedeva appunto la sua tensione, e quindi sentite Emma che parla anche della tendenza poi a farsi giustizia da sé. Con questo è tutto e ti restituisco la linea. Io sento che chi è vittima di furto, magari un po' più, chiamiamolo rocambolesco, no? Nel senso che ho veramente un vis-à-vis col ladro, tutti mi dicono: ah, ma la prossima volta ci penso io. Allora lì parte: no, non farlo perché tu hai tutto da perdere, gli altri non hanno niente da perdere. Gli faccio l'esempio che secondo me è molto lampante di quella persona che ha dovuto risarcire le vittime del ladro a 400.000 euro, mentre la buona persona a 40.000 euro, quindi la stima delle vite è diversa tra ladri, malviventi e persone buone, e allora cerco di farli tornare un attimino in qua, ma quella è la percentuale ormai di voglia di farsi giustizia da sola, perché sento un foglio di via che poi non è un foglio di via, sento un furto, li accompagnati in caserma, ma poi sono usciti dopo 2 ore, quindi la gente sa che quando mi dicono li abbiamo presi, ma in realtà già la notizia è uscita e sono già fuori a delinquere, quindi quello è il pericolo. Quindi vi siete anche un po' degli psicologi voi, diciamo così? Siete diventati anche questo? Ultimamente molto, veramente molto, anche solo a far compagnia la sera alle persone, via chat o via qualcosa, che magari hanno subito un furto la sera prima e non riescono più a dormire, perché poi bisogna considerare anche quell'aspetto molto grave del furto, cioè il danno psicologico di non dormire più appena sento un rumore, scattare e avere ansia, e questo è quello che noi facciamo volentieri. D'altronde l'associazione è anche quello, no? Dare una mano al prossimo, e quando diamo una mano a una persona sola noi abbiamo già vinto in casa. Grazie a Cristian Arboit e Simone Merlo. Noi andiamo subito in diretta da Cavallino Treporti con la nostra Ilaria Marchiori, che vedo con un ospite, perché appunto c'è un fermato per la violenta rapina in casa dell'altra sera. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui insieme a Gianmarco Biondo, il fratello di Alberto, il ragazzo che è stato ferito alla gamba con una pallottola di pistola domenica sera durante questo assalto armato nella loro abitazione qui di Caballarin a Cavallino Treporti. Come hai anticipato tu, c'è un fermato. Inizialmente sembrava fosse stato fermato nel Pordenonese, invece sarebbe stato fermato in provincia di Treviso, più precisamente nella zona della Marca orientale. Ora si troverebbe in carcere a Treviso. Dunque queste le ultime notizie in proposito. I carabinieri stanno lavorando a 360 gradi per trovare gli altri 2 che erano qui quella sera, e anche grazie, oltre alle testimonianze che sono state raccolte, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si sono rivelate fondamentali, perché ricordiamo che questa persona che è stata fermata in realtà proprio la sera stessa, quindi domenica sera. Qui appunto c'è Gianmarco. Abbiamo sentito poco fa in un servizio che si parla anche dei danni psicologici, no? Che può creare un evento del genere, una rapina, un assalto armato come quello che avete subito voi. Voi come state? Non state praticamente più dormendo? Sì, esattamente. Quando arriva il buio alla sera, purtroppo i miei genitori principalmente rievocano tutti i ricordi e i flashback di quello che è successo, e ovviamente la tranquillità, non c'è più la nostra privacy, non ci sentiamo più a casa. E anche io ovviamente diciamo non mi sento molto tranquillo, non mi sento più tranquillo come ero prima, e la sera è, diciamo, una situazione molto molto difficile per noi. Certo, non è facile viverlo né per te né per i tuoi genitori, e ovviamente anche per i tuoi nonni che sono anziani. Sì, esatto, i nonni che vivono oltretutto al piano terra, dove è stato il primo ingresso dei malviventi. Anche per loro ovviamente adesso, prima non si ricordavano molto, ovviamente presi dallo shock, adesso che si stanno un attimo riappacificando, si ricordano tutto, e ovviamente per loro è una situazione molto dura. Ecco, proprio ieri Alberto ci raccontava che anche lui ha incubi, che anche lui ha paura che possano ritornare. Sì, esatto, mio fratello è ancora ovviamente in ospedale, dove dovrà subire un'ulteriore operazione,
e ovviamente in ospedale si è da soli, non si ha la famiglia, il supporto. Noi magari ci possiamo dare una mano, un sostegno, uno sguardo, invece lui ovviamente essendo da solo ci telefona qualche volta, ma è molto difficile anche lì per lui, soprattutto per lui. Infatti voi state facendo sentire la vostra presenza, oltre che col telefono, andate lì tutti i giorni, ogni volta che è possibile fargli visita, proprio per fargli sentire che non è solo. Sì, noi andiamo a trovarlo dal primo minuto che sono aperte le visite fino all'ultimo per far sentire la nostra presenza e per aiutarlo il più possibile di quello che si riesce. Ecco Gianmarco, quello che si percepisce è che voi siate una famiglia molto unita, che vi aiutiate proprio. Sì, esatto, noi siamo una famiglia molto semplice di campagna, ci aiutiamo in tutto, quando c'è bisogno una persona c'è per l'altra e quindi anche in queste situazioni che non c'erano ovviamente mai successe esce tutto il nostro bene l'uno per l'altro. Ecco, abbiamo sentito Alberto è stato spostato dall'ospedale di Mestre a quello di San Donato, dove appunto effettuerà questo secondo intervento. Anche il papà come va? Perché lui è stato colpito alla testa, molti punti alla testa, lui come sta? Sì, mio papà diciamo è quello che ha subito più danni dal punto di vista della testa e con diversi colpi del calcio della pistola, allora lui mentalmente in questo momento è molto debole e quindi è difficile per lui soprattutto non vedere mio fratello. Per quanto riguarda invece i colpi che ha ricevuto sulla testa, stanno ovviamente, si spera, guarendo. Il dolore è venuto a meno, però ovviamente la parte psicologica è quella più grave per lui che si è vissuto al 100% la situazione. Ecco Gianmarco, un'ultima domanda, poi ti lascio andare perché so che anche voi avete queste giornate molto piene. Che effetto ti fa, immagino anche alla tua famiglia ne abbiate parlato, sapere che uno di questi banditi è stato preso? Allora, è un primo sospiro di sollievo, possiamo dire che l'Arma dei Carabinieri ci è subito venuta in soccorso e ovviamente le telecamere hanno aiutato del nostro comune a raggiungere almeno questo primo malvivente. Io spero sia fatta giustizia per noi e che appunto ritrovino anche le altre persone che sono ancora ovviamente nel nostro territorio. Cosa ti sentiresti di dirgli se ti trovassi faccia a faccia con loro? Ho pensato a molte parole, molte cose da fare. Io ancora adesso porto appunto molto, cioè ho visto molto coraggio dal punto di vista di mio fratello e di mio papà. Non so se io nei loro panni mi sarei comportato nella stessa maniera. Ecco, esatto, questo è proprio quello che ci avevi detto anche il primo giorno, anche se poi il papà aveva detto in quei momenti non ho più capito niente, volevo solo proteggere la mia famiglia e mandarli via da qui. Gianmarco, ti ringrazio molto, io vi farei ascoltare la testimonianza proprio che abbiamo raccolto ieri di Alberto, che era ricoverato nell'ospedale di Mestre, siamo riusciti a raggiungerlo telefonicamente e qui da Cavallino Treporti restituisco la linea allo studio. Un po' di dolori alla gamba, ma nella norma, ecco. Mi hanno già tolto il drenaggio, quindi sembra abbastanza bene. Resta ricoverato in situazione stabile nell'ospedale di Mestre Alberto Biondo, il bodybuilder 33enne di Cavallino Treporti, cui domenica sera uno dei 3 banditi ha sparato alla gamba, dopo che erano entrati nell'abitazione di via Pordelio dove vive insieme a genitori e nonni. Dopo il primo intervento la sera stessa ce ne sarà un secondo. Dovrebbero spostarmi a San Donato e poi tra qualche giorno, non so quando, mi dovranno rioperare e dopo inizierà la riabilitazione. Alberto ricorda ogni istante. Avrebbe voluto fare di più, ma i banditi, che evidentemente non si aspettavano una sua reazione, nemmeno del papà Maurizio, l'hanno colpito subito. Non ho fatto ora pensare a niente, cioè volevo solo buttarli giù dalle scale e basta. Ma purtroppo, poi lui ha sparato subito, non so perché. Mi hanno messo KO subito, nel senso, io sono uscito io ero in bagno
Ho sentito come un ribaltamento di tutto e pensavo forse stessero litigando i miei. Esco e mi trovo sti qua davanti, cioè nel senso mio papà che sta spingendo questi e sto qua, io ero sul pianerottolo, lui era 2-3 gradini più giù e io dal primo istinto, lui aveva la pistola puntata, ma primo istinto ho fatto per tirargli gli ho tirato una pedata e su quel momento lui poi ha sparato e quindi ho perso subito la gamba e non sono più riuscito ad aiutare mio papà, ecco. Magari se il colpo non mi prendeva così che veniva su, ma andava fuori dritto per dritto, magari riuscivo a stare un altro po' in piedi, ecco. Non ci ho più visto niente, cioè sono andato via dritto. È che sono stato sfortunato che non l'ho preso giusto, perché se lo prendevo giusto secondo me non riuscivo neanche a sparare. Il 33enne voleva proteggere la sua famiglia in ogni modo. Se il proiettile però avesse colpito l'arteria femorale poco più in là, lui non ce l'avrebbe fatta. L'unica roba che dicevano è fermi che se no vi sparo. Mi hanno battuto anche col calcio della pistola in testa. Nel male fortunatamente siamo ancora qua, perché se la pistolata, non so, andava più alta, ciao. Adesso comunque anche di notte mi rivedo sempre la scena, non è facile dormire. La paura ora resta. Il pensiero è che adesso magari quando ritorni a casa la sera al buio, non sai mai, cioè vuoi sempre trovarti qualcuno, ecco, quello è il problema. Intanto si sta stringendo il cerchio intorno alle indagini. I banditi potrebbero avere le ore contate. E così è stato, lo avete sentito poco fa, proprio nell'aggiornamento della nostra Ilaria Marchiori da Cavallino insieme ad Alberto Pivetta. Grazie dunque ai colleghi, grazie davvero alla famiglia che ha subito questo assalto in casa, ma ha trovato anche la forza di raccontarlo e sappiamo quanto importante è loro, come le vittime dei furti di San Biagio di Callalta, dare informazione e testimonianze dirette di questi fatti in modo da lanciare anche l'allarme, il grido d'allarme dal territorio rispetto a questi episodi. Allora, tra l'altro c'è stato praticamente un colpo fotocopia di quello al Vale Center della rapina, con le immagini, le avete presente, della commessa presa in ostaggio, eccole qua, dai rapinatori col volto coperto qualche giorno fa a Marcon, perché due banditi armati di pistola, volto coperto, hanno rapinato ieri sera una gioielleria del centro commerciale La Grande Mela a Lugugnano di Sona, siamo nel Veronese, fuggendo poi in sella a una moto. E allora, che si tratti di coincidenza oppure no, il negozio colpito è il medesimo marchio di Marcon, Gioielli di Valenza, che appartiene appunto alla stessa catena della gioielleria della rapina del 7 febbraio all'ipermercato Vale Center. Lì in quel caso in 5 armati di fucili e mitra erano entrati in azione prendendo appunto in ostaggio la commessa. I militari scaligeri non ritengono al momento che a Sona si sia trattato della stessa banda, perché capite che c'è un diverso modus operandi. Fatto sta che naturalmente l'ennesima rapina a mano armata allo stesso marchio richiama a quell'episodio di cui abbiamo a lungo parlato e rispetto al quale le indagini sono in corso, perché non ci sono ancora riscontri sulla banda che è entrata in azione. Alla Grande Mela sono entrati da un accesso laterale in 2, casco in testa, minacciando le commesse per avere l'incasso. Un malvivente è rimasto anche ferito perché per raggiungere la cassa si è buttato sul bancone di vetro che è crollato sotto il suo peso. Tracce di sangue sono state trovate sul posto dai carabinieri, serviranno evidentemente anche un'eventuale verifica del DNA quando si dovesse avere dei sospettati. Adesso andiamo a Vigonza, nel Padovano, perché ancora non ci sono novità dello sconosciuto che si è gettato nelle acque del Brenta ieri mattina all'alba per sfuggire a un controllo della polizia che lo aveva sorpreso con un complice mentre stava cercando di rubare in un mezzo pesante.
Sono riprese questa mattina le ricerche dell'uomo che la notte tra lunedì e martedì si è gettato nelle acque del fiume Brenta a Vigonza per tentare di sfuggire ad un controllo della polizia stradale. I vigili del fuoco per tutta la giornata di ieri hanno scandagliato il tratto di fiume che si trova tra San Vito e il comune di Vigonza, dietro la zona industriale di via Parenzo. Questa mattina i sommozzatori sono tornati con la barca con il sonar in dotazione ai pompieri padovani per continuare la perlustrazione del fondale. L'uomo, che si è gettato in acqua, era stato sorpreso con un complice mentre stava armeggiando vicino a un camion posteggiato. Forse stavano cercando di portare a termine un furto di gasolio, ma sono stati notati dalla pattuglia della polizia stradale, che ha cercato di fermarli e identificarli. I due si sono dati alla fuga. Sembra che il complice sia stato fermato, ma la sua identità non è ancora stata resa nota. Il secondo uomo, invece, è stato visto immergersi nelle acque del fiume e tentare di attraversarlo. Il buio e la zona arginale impervia non hanno permesso ai poliziotti di vedere se poi sia effettivamente riuscito a raggiungere la riva opposta o se sia stato inghiottito dalle acque fredde del Brenta. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata. E lo vediamo, ci sono naturalmente uomini delle forze dell'ordine e vigili del fuoco in azione per ricerche come queste, e 8 anni fa si era immerso proprio nel Brenta per cercare il corpo di Isabella Noventa, che lo sapete non è mai stato ritrovato, il corpo della vittima di quell'efferato omicidio. Ecco, non era più riemerso dall'acqua il sostituto commissario Rosario Sanarico, che è stato ricordato in queste ore a Noventa Padovana. Commemorazione a Villa Grimani Valmarana, a Noventa Padovana, per l'8° anniversario della morte del sostituto commissario Rosario Sanarico, sommozzatore del centro nautico di La Spezia. 8 anni fa era impegnato nelle ricerche nel fiume Brenta del corpo di Isabella Noventa. Un gesto eroico, quello del sostituto commissario, un esempio del concetto di servizio, l'ha definito il questore di Padova, Marco Odorisio. Ci ha lasciato il testimone proprio evidente di tanti valori, dallo spirito di servizio. Nei nostri uffici svolgiamo quotidianamente il servizio e lui lo ha incarnato e interpretato proprio nella sua più nobile ed alta accezione del verbo servire, inteso come aiuto, sostegno, disponibilità, vicinanza al prossimo, generosità d'animo, persona generosa. Lui, quando è partito dal CNES, dal centro sommozzatori di La Spezia verso Padova, era convinto e certo di riuscire nella sua missione, che era quella di trovare il corpo appunto di Isabella Noventa, da poter dare ai propri familiari affinché potessero avere un luogo dove poter portare un fiore e soprattutto anche poter dire una preghiera. Presente anche il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, oltre ad una delegazione di studenti della scuola Bruna Carazzolo di Ponte di Brenta. Una cerimonia sentita alla presenza anche della moglie e della figlia di Sanarico. Rosario era, come ha detto il signor Questore, un servitore dello Stato, ma lui era veramente fiero di esserlo, di appartenere alla Polizia di Stato. E io volevo ringraziare pubblicamente anche il signor Questore, che quest'anno ha organizzato la cerimonia in modo diverso e ci ha regalato veramente delle emozioni bellissime. C'è un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso e dell'Agenzia delle Dogane che ha portato a scoprire, anzi un'operazione, c'è un bilancio, 1.300.000 euro di valuta irregolare scoperto nel 2023 dai controlli di Dogane e Guardia di Finanza all'aeroporto Canova di Treviso. Parliamo di 63 persone multate, di cui 30 per 747.000 euro nel secondo semestre. L'attività di controllo dunque ha portato a questi risultati, con le nazionalità di coloro che hanno violato la normativa valutaria nazionale, che riflettono la proiezione internazionale dall'aeroporto di Treviso, che con 2 tratte nazionali e 41 internazionali, di cui 7 extra UE, ha concluso il 2023 con oltre 3 milioni di viaggiatori, con un incremento tra l'altro del 15% rispetto all'anno prima, e dunque davvero una variegata platea di persone, di individui che sono stati multati dalla Guardia di Finanza appunto con il sequestro di questa ingente cifra, 1.312.000 euro.
Torniamo nel Padovano perché c'è stata l'ultima udienza per il processo per l'infortunio mortale alle acciaierie venete del 2018. Sentiamo le richieste fatte dal pubblico ministero. La sentenza è prevista per il 19 di marzo. 4 condanne e 3 assoluzioni, queste le richieste fatte dal pubblico ministero ieri nell'udienza finale del processo per l'incidente mortale sul lavoro avvenuto il 13 maggio del 2018 nell'impianto di Acciaierie Venete di Padova, costato la vita a 2 operai, Sergiu Todita e Marian Bratu, travolti da decine e decine di tonnellate di acciaio fuso a 1600 gradi che erano colati da una siviera che si era staccata, cadendo a terra come una bomba incandescente. La richiesta di condanna più alta è stata fatta per il consigliere con delega alle esecuzioni collaudi di Danieli Cranes SPA all'epoca, Giancarlo Tonoli, 4 anni e 4 mesi, 2 anni e 4 mesi per Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore di Acciaierie Venete, altri 2 anni e 4 mesi per Vito Plasmati, amministratore delegato della ditta incaricata alla manutenzione degli impianti, 3 invece le assoluzioni richieste per un altro manager della Danieli Cranes SPA e per il presidente e l'amministratore delegato di Danieli & Co. Officine Meccaniche con sede a Butrio in provincia di Udine. La sentenza del giudice è prevista ora per il 19 marzo prossimo. La caduta della siviera, secondo una perizia tecnica discussa in aula, è stata provocata dalla rottura di un perno che la tratteneva. La procura di Padova ha chiesto anche un risarcimento per le famiglie dei 2 operai deceduti e per un terzo rimasto ferito. Ci fermiamo adesso per un break di pubblicità, torneremo tra poco con nuovi collegamenti e altre notizie. Ritorniamo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 di questa giornata. Intanto riparto ringraziando i colleghi che sono in regia, Antonio Esposito e Alessandro Granziera, che curano la parte tecnica di questa diretta. Allora ripartiamo dalla cronaca perché è arrivata una notizia che ha addolorato senza dubbio Mogliano Veneto, ma l'intera Marca, perché è un personaggio anche politico che ha vissuto una lunga stagione nelle passate amministrazioni. A Mogliano in provincia è mancata Rita Fazzello di Mogliano Veneto, dirigente scolastica, è stata una colonna del centrosinistra moglianese trevigiano, è stata più volte amministratore comunale, il suo impegno è sempre stato visto con grande ammirazione, rispetto e stima anche dagli avversari politici in Consiglio Comunale, in provincia. È mancata e ha lasciato un profondo cordoglio. Qui vediamo se la regia, proprio tra l'altro postando questa foto, riesce a mostrare il profilo social di Giacomo Nilandi, che è rappresentante proprio del centro-sinistra del Partito Democratico di Mogliano, che l'ha voluta ricordare da studente, ricordando appunto: il primo aereo della mia vita l'ho preso a 13 anni per il gemellaggio con una scuola a pochi chilometri da Stoccolma, lì conobbi per la prima volta quella che per tutti era la preside, ma da quel momento per me divenne la Rita. E poi Nilandi sappiamo che ha avuto un percorso politico nel centro-sinistra lungo e ha avuto sempre la Fazzello al suo fianco, quindi un cordoglio grande a cui ci associamo naturalmente anche noi di Antenna 3. Adesso andiamo a Vicenza. I cittadini protagonisti della lotta alla criminalità, proprio in prefettura, nel capoluogo Berico, è stato sottoscritto il protocollo per i controlli di vicinato che partirà dal capoluogo e da Valdagno. La rete della sicurezza. Occhi attenti puntati sui quartieri, cittadini in prima linea, sentinelle che presidiano piazze e strade, pronti a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine. È l'ultima frontiera della lotta alla criminalità. A Vicenza, dopo l'ultima ondata di furti, rapine e aggressioni, il prefetto convoca questore, comandanti di carabinieri e fiamme gialle e polizia locale. E poi i 2 sindaci delle città da cui si parte, Vicenza e Valdagno, tutti insieme per sottoscrivere il protocollo dei controlli di vicinato. Abbiamo sottoscritto col sindaco di Vicenza e sindaco di Valdagno il documento operativo per il controllo di vicinato. È uno strumento che si affianca alle attività che si svolgono sul territorio in termini di vigilanza e controllo e quindi della sicurezza dei territori urbani. Voce del verbo prevenire. I controlli di vicinato rientrano pienamente nella difesa e nella salvaguardia
all'avanguardia dei quartieri con una promozione forte della videosorveglianza, occhi elettronici pubblici montati dai comuni a presidio di strade, piazze e parchi, ma non solo, ed è la grande novità. Il protocollo firmato oggi infatti promuove anche l'installazione delle telecamere private da parte di attività commerciali e cittadini a protezione dei negozi e degli uffici. Tutto ciò che riguardano gli impianti che sono installati presso attività private o attività commerciali, anche quelle devono essere promosse dalle amministrazioni comunali e fare in maniera tale, trovare quegli strumenti perché diventino strumenti operativi e dialoganti con le sale operative delle forze di polizia. Si comincia con Vicenza e Valdagno, ma il protocollo per i controlli di vicinato è destinato a essere allargato ai comuni di tutto il Vicentino. Sono tantissime le richieste da parte dei sindaci, hanno ritenuto e intravisto in questo documento uno strumento che si va a affiancare ai tradizionali metodi di vigilanza e controllo. Rimaniamo a Vicenza con un altro tema, perché la città ha commemorato Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, morto nei gulag russi. Ieri sera la politica vicentina trasversalmente è scesa, unita in piazza Matteotti. Tutta la città, tutti i gruppi politici di maggioranza, di minoranza uniti per la morte di Navalny, perché alle porte dell'Europa, perché in Russia c'è un regime che ha deciso di opprimere ogni pensiero alternativo rispetto a quello di chi attualmente governa quel paese, cioè di Vladimir Putin, ed è fondamentale che si alzi forte la voce dell'Europa, forte la voce in difesa della democrazia. Un centinaio di persone radunate in piazza Matteotti ieri sera per Alexei Navalny. Così i rappresentanti dei principali gruppi politici di maggioranza ed opposizioni locali hanno voluto onorare il dissidente russo ucciso dopo essere stato perseguitato e messo in carcere dal regime guidato da Vladimir Putin. Era necessario dare un segnale di compattezza della città, al di là delle diverse convinzioni politiche. Se ci dovesse essere da parte del Consiglio Comunale la proposta di cittadinanza onoraria, è assolutamente una possibilità che possiamo valutare. La città di Vicenza tante volte ha dato la cittadinanza onoraria a personalità che si sono rese protagoniste nel mondo della lotta per la pace, per la libertà, e Navalny da questo punto di vista è stata una figura importante. Ogni manifestazione simbolica che possa dimostrare, corroborare i nostri sentimenti di democrazia e di libertà è utile, quindi ben venga ogni segnale dato a chi in questo momento commette crimini del genere. Sì, merita la cittadinanza onoraria, chiaramente va fatto un lavoro con maggioranza e minoranza, dobbiamo essere tutti d'accordo, però sicuramente o la cittadinanza onoraria o qualcos'altro, sicuramente sì. Tutti si sono scagliati pagine e pagine per ricordare questo omicidio di Navalny e i paesi occidentali si sono completamente dimenticati di un grosso problema che abbiamo qui in casa. Le grandissime democrazie hanno rinchiuso a vita ormai, perché è più di 20 anni che Assange è in carcere a vita. Per cosa? Per aver fatto il giornalista. È da marzo di 2 anni fa, poco dopo che c'è stata l'invasione della Russia all'Ucraina, che noi ogni martedì sera facciamo un'ora di silenzio. Noi ci aspettiamo anche che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria, poiché comunque è una persona, un attivista che ha sempre combattuto per i diritti umani e anche per la giustizia dei popoli in generale, non solo per il popolo russo. È anche un segno di democrazia e questo valore è importante. Sì, esatto, cioè comunque la democrazia, che sia di destra o di sinistra, non fa differenza, nel senso che la democrazia deve essere per tutti. Così dunque la piazza di Vicenza per commemorare Alexei Navalny. Abbiamo sentito posizioni anche profondamente ferme, determinate, quelle che appunto ci hanno espresso i cittadini. Non sempre la cronaca, diciamo, unisce la politica. Andiamo a Cadoneghe, perché il Circolo di Fratelli d'Italia ha ringraziato con un post social il Veneto Fronte Skinheads per il sostegno alla manifestazione legata al giorno del ricordo alla tragedia delle foibe. Scoppia la polemica sulla posizione di questo circolo del Padovano.
Si ringrazia Continuità Ideale e Veneto Fronte Skinheads per la collaborazione e per la presenza sempre preziosa. Così, con un post su Facebook, il Circolo Territoriale di Fratelli d'Italia di Cadonega ha pensato di esprimere gratitudine agli esponenti di 2 gruppi di estrema destra per aver partecipato e contribuito all'organizzazione della commemorazione istituzionale dei martiri delle foibe tenutasi in paese qualche giorno fa. Il commento social ha scatenato non poche polemiche, tanto da arrivare anche in Consiglio regionale, con la dura presa di posizione dei consiglieri del PD Andrea Zanoni e Vanessa Camani, che parlano di segnale lampante di un'intesa tra i militanti del partito di Giorgia Meloni e i 2 movimenti di estrema destra. Il Circolo di Fratelli d'Italia ringrazia per la presenza e per aver partecipato e collaborato alla realizzazione dell'evento il gruppo neofascista, nazista, razzista di Veneto Fronte Skinheads e di Continuità Ideale. Si tratta di un fatto scandaloso, vergognoso, rispetto al quale ci aspettiamo una ferma presa di posizione del sindaco Schiesaro e del Circolo locale di Fratelli d'Italia. Rispetto a questi fatti ci dobbiamo ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia rispetto alla tentazione di derive fasciste anche nel nostro paese. Il giorno del ricordo è fatto apposta per non dimenticare e noi non dimentichiamo cosa è accaduto in questo paese, in particolar modo durante il 20ennio fascista. La risposta del Circolo di Fratelli d'Italia di Cadonega non è tardata ad arrivare, con la dichiarazione sempre su Facebook e attraverso Carlo Riccioni, responsabile del circolo locale. Chi ha partecipato su sua libera iniziativa, non è stato fatto alcun invito particolare o che hanno partecipato, punto e basta, chiunque avesse voluto partecipare. Noi abbiamo visto quel giorno chi c'era effettivamente, punto e basta. Loro hanno partecipato in maniera composta, non hanno fatto nulla di male, c'erano le forze dell'ordine che sono state presenti per tutta la durata della manifestazione, non hanno registrato nulla di scandaloso o quant'altro, quindi è stato fatto tutto assolutamente nell'alveo della legalità e del rispetto dei valori democratici. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cadonega, Marco Schiesaro. Ci tengo a precisare che ho preso atto solo in seguito della presenza tra il pubblico di alcuni esponenti appartenenti a movimenti che chi mi conosce sa bene non mi appartengano, ha detto Schiesaro. È noto il mio profondo rispetto verso tutti i caduti e le vittime di ogni guerra e martirio. Per questo ho deposto una corona a nome dell'amministrazione comunale, conclude il sindaco. E se c'è un altro tema che continua a far discutere è quello del terzo mandato. Domani l'emendamento presentato dalla Lega arriverà in Commissione Affari Istituzionali alla Camera, ma il clima tra gli alleati stessi è sempre più teso. Ieri sera a Ring, su Antenna 3, c'è stato uno scontro acceso tra Giuseppe Paolin, ex deputato ed esponente della Lega anche regionale, e il meloniano Giuseppe Montuori. Sentiamoli. Noi siamo una forza politica da tanti anni, Fratelli d'Italia è arrivata ieri, ha avuto un grande exploit come l'ha avuto Renzi, come l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, come l'ha avuto la Lega stessa, adesso tocca a Fratelli d'Italia. La ruota gira, però, questo è il concetto. Esatto, la ruota gira, però adesso se continuano... Avete una ragione se la ruota gira, no? Perfetto, ma se la ruota gira però non... È girata, adesso sì, ma non si può pretendere di governare una regione perché avete il 30%. Beh, io sono tra quelli che sostiene, se volete la presidenza della regione vi candidate e noi correremo con il nostro candidato. Fine. Lei si ricorda come fu scelto Zaia? In che senso? Quando fu scelto Zaia, come fu scelto? Nel 2010. La candidatura di Zaia, sì, da chi fu scelta? Come fu scelto Zaia candidato? Qualcuno se lo ricorda? Se lo può ricordare? Fu scelto da un accordo. Perché certo, fu scelto con un accordo e Forza Italia e all'epoca Alleanza Nazionale, che erano un partito, due partiti molto più robusti, rispetto alla Lega, che era un partito in ascesa, ma non era sicuramente con i numeri che aveva oggi, aveva una piccolissima percentuale, molto più piccola di quella che ha Fratelli d'Italia oggi, fu deciso di candidare Zaia. La piccola percentuale, in Veneto forse la piccola percentuale ce l'ha sempre avuta Alleanza Nazionale. Sì, prima. Il 10, il 12, certo. È una piccola percentuale. Non ricordo bene, che adesso
questo non c'entra. Non c'entra. Questo non vuol dire. Come non vuol dire? No, ma si può cambiare, no? Vuol dire. Certamente si può cambiare, però uscire e dire, pretendere di avere la regione, per me il comportamento che voi avete tenuto su più di qualche comune in questi ultimi tempi, parlo anche della campagna delle amministrative del 2023, io parlo di fair play. Io ho visto conferenze stampa dove Forza Italia presentava degli ex senatori nostri, voi avete fatto dei candidati sindaci, ci avete preso degli espulsi e li avete candidati. Questo secondo me non è fair play fra alleati. Fair play tra alleati, appunto, abbiamo visto come questo tema del terzo mandato stia accendendo gli animi. Allora, torniamo alla cronaca adesso, perché ieri c'è stata la condanna a 1 anno e mezzo di reclusione di uno degli aggressori nel 2018 del sindaco di Cairano San Marco, Gianni Precoma, riprova purtroppo che il ruolo degli amministratori è molto delicato in tante circostanze. Era stato pestato a sangue di fatto da 3 nomadi, con 2 che lo tenevano stretto e l'altro che colpiva, e ci ha parlato a microfono anche delle sensazioni che ha ancora ricordando quei fatti. Il volto tumefatto, le botte, l'aggressione senza pietà, ricordi indelebili nella mente del sindaco Gianni Precoma. A quasi 5 anni da quella terribile sera è arrivata la condanna per Giuseppe Cari, il nomade che colpì con calci e pugni il primo cittadino. La sentenza pronunciata oggi dal giudice Gianluigi Zulian, 1 anno e 6 mesi, più di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Quando si ritorna a quelle immagini che mi passano per la mente, diciamo che è sempre una cosa triste, perché me la sono vista brutta in quei momenti. Ho avuto paura di morire, ci aveva detto la mattina seguente il pestaggio il sindaco, che si era recato nella zona dove si erano accampati i nomadi dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dei cittadini. Volevo chiedergli di lasciare l'area, di allontanarsi da Cairano San Marco, perché nel territorio, aveva spiegato, non potevano stazionare. La risposta violentissima: prima gli avevano lanciato addosso degli oggetti, poi lo avevano bloccato e picchiato. Tutto ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. Sono andato come poi è stato dibattuto in aula, si è visto anche dei filmati che c'erano, che sono andato lì con l'intento solo di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di polizia urbana, quindi non sono andato, come poi era stato detto dagli imputati, per aggredirli o quant'altro, ma solo in maniera molto civile, per dire a loro che non potevano rimanere in quel posto. Diciamo. Ho subito un'aggressione violenta. 2 gli imputati, il più giovane è stato riconosciuto incapace di stare a processo, lo stesso giovane che dopo il pestaggio aveva fatto un video di scherno sull'aggressione. Cosa ci dici durante il pestaggio di Cairano San Marco? Come me hanno portato le carte e ho scritto tutto per andare in tribunale. E dopo? E dopo ho sentito questi che sono sottoscritti a me, avvocato Pivetta, io sono. Penso che andrà tutto bene per il rispetto che forse era troppo incasinato. Io dico questo, non ho nient'altro da dire. La più grande vittoria, spiega il sindaco, è una sola. La grossa vittoria è quella che dal 2019 non sono più presentati a Cairano, perché hanno preso un DASPO e anche altri mi sembra che stanno bene a riguardarsi di arrivare a Cairano. Diciamo, sì, è una vittoria perché, come si è dimostrato, non sono delle persone che accettano in maniera molto volentieri il fatto di rispettare le regole. Abbiamo visto appunto cosa è successo a me. Quindi. Così il sindaco di Cairano. Dunque, adesso andiamo a Vo Euganeo, a 4 anni dalla scoperta del primo caso di Covid che poi diede seguito. Sappiamo com'è andata poi avanti purtroppo la pandemia e tutto quello che è successo successivamente. Allora siamo con Valentina Visentin in diretta. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno da Vo. 4 anni fa il clima era decisamente diverso in questo piccolo paese dei Colli Euganei, diventato famoso non solo per le sue vigne, per la produzione di vino, ma per essere il paese natale della prima vittima di Covid in Europa, Adriano Trevisan, 77 anni, che giocava a carte nel bar qui vicino dove mi trovo io, a pochi metri da dove siamo in questo momento, che morì il 21 febbraio del 2020 dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia. Pochi giorni dopo morì anche il suo compagno di carte, Renato Turetta, anche lui colpito dal Covid. Vo, che divenne la prima zona rossa d'Italia, con i checkpoint dei carabinieri e dell'esercito che impedivano l'entrata e l'uscita dal paese. Giorni davvero difficili per questo comune. Qui con me c'è il geometra Ettore Moreggio, che all'epoca, insieme al sindaco di Vo Giuliano Martini, mise in campo nel giro di poche ore la macchina organizzativa che permise la chiusura di Vo e soprattutto quello studio importante che vide Vo capofila nella ricerca contro il Covid, i tamponi fatti all'intera popolazione, oltre 3.000 abitanti, lo studio deciso dal professor Andrea Crisanti insieme al governatore Luca Zaia, Crisanti che all'epoca era il direttore della microbiologia di Padova e che portò insomma al famoso studio di Vo. Che giornata è stata quella di 4 anni fa, Moreggia? Beh, quella del 21 è stata una giornata molto particolare, perché sentirmi chiamare dal sindaco alle ore 17, vieni subito in comune che c'è un problema, e poi sentito il problema, è stato un trauma veramente notevole. Lei era anche amico di Adriano Trevisan? Sì, a parte l'amicizia ero anche amico, sì, però il problema era organizzare una novità, perché chiudere un territorio del comune, organizzare i tamponi per 3.300 abitanti non è che si studi a scuola e si sappia cosa fare, quindi è stato tutta un'avventura. Infatti le prime operazioni dei tamponi sono stato veramente sorpreso, perché non avevo messo le transenne per incolonnare la gente. La gente si è riversata perché aveva una voglia e un desiderio di fare il tampone e quindi di essere sicuri di non essere positivi al Covid, che è stata incredibile. In qualche modo si buttavano a peso morto a fare i tamponi e le giornate successive, bambini, anziani. Il dottor Merigliano dell'Università di Padova, che curava e organizzava con la Croce Rossa tutti quanti i tamponi, è rimasto meravigliato della voglia che avevano di aiutare un po' tutto il paese per fare questa verifica di massa su questo screening del Covid. E quindi è stata pesante da un certo punto di vista, ma nello stesso tempo, adesso che ci ripenso, è stata una grande soddisfazione, perché insomma sua era l'unica macchina che girava per il paese in un silenzio surreale. Sì, solo quella del comune girava, e giravano quelle dei militari che facevano appunto la chiusura e le ambulanze. Il silenzio quasi assordante dava fastidio, si sentivano solo quei rumori. La gente era tutta chiusa in casa, all'inizio qualcuno usciva, poi è stato disposto di stare in casa, anche di non uscire proprio assolutamente, e quindi sembrava fosse scoppiata la guerra nucleare. Gente che non poteva più andare al lavoro, ma che aveva bisogno, per esempio i pensionati, di liquidità per poter andare a fare semplicemente la spesa e a rifornirsi. E qui con me c'è Giancarlo Tosato, che insieme a altre 2 colleghe tenè aperto l'ufficio postale per consentire proprio alle persone, ai pensionati, di poter avere quantomeno la liquidità per comprarsi i viveri. Esatto, buongiorno a tutti. Sì, è stato un periodo molto difficile e ovviamente sì, la popolazione era anche a corto di contanti, ovviamente, per cui a quel punto gli anziani soprattutto avevano bisogno di percepire le loro pensioni, quindi Poste Italiane ha ritenuto opportuno di aprire l'ufficio postale ed erogare un servizio che a inizio mese di marzo ovviamente poi è stato effettuato. Ovviamente noi abbiamo lavorato sempre in sicurezza, l'ufficio è stato sanificato preventivamente, per cui le condizioni di lavoro sono state perfette, ottime, e diciamo è stata anche una soddisfazione per l'azienda aver potuto mettere in atto questa operazione, che è stata anche molto gradita ovviamente dalla popolazione, e insomma una cosa Lei bella. abitava a Vo insieme alle 2 colleghe, quindi consentiva di venire qui al lavoro,
perché non ci si poteva muovere nemmeno per andare a lavorare oltre il confine del checkpoint di Vo. Infatti io risiedendo con le due colleghe nel territorio del comune di Vo siamo stati ingaggiati perché giustamente non potevamo noi uscire e né tampoco poteva entrare nessuno, per cui abbiamo allestito l'ufficio per questo tipo di attività e con tutti i controlli opportuni, preventivi da parte della nostra struttura di tutela aziendale, per cui siamo riusciti a erogare questo servizio. Ecco, 2 supermercati erano aperti, potevano fornire i generi di prima necessità, ovviamente la liquidità c'era a quel punto per poter anche per i cittadini fare opportune forniture, ecco, delle cose basilari sostanzialmente. E giorni difficili, mesi ancora di più, che insomma hanno segnato non solo Vo ma tutto il nostro paese. 4 anni dopo i numeri fotografano quello che è stato il peso della pandemia sulla nostra regione, oltre 2.800.000 casi con un prezzo di vittime pagato di 17.459 vittime. Il Veneto che si è dimostrato comunque una regione fin da subito attenta ai tamponi e soprattutto alla vaccinazione, che ha avuto numeri importanti nella nostra regione. E tra le altre cose domani in tribunale a Padova, a distanza di 4 anni dall'inizio appunto della pandemia, inizierà il processo a carico del microbiologo Roberto Rigoli e di alcuni vertici di Azienda Zero, della dottoressa Simonaggio, che per un'indagine partita dopo un esposto nell'autunno del 2020 fatto dal professore Andrea Crisanti, che alla Guardia di Finanza aveva sollevato perplessità sull'attendibilità dei tamponi rapidi antigenici utilizzati e acquistati dalla Regione Veneta per fare lo screening durante la seconda ondata della pandemia, quella che si è verificata nell'autunno del 2020. L'anno scorso il rinvio a giudizio per i 2 medici e domani, a distanza di 1 anno, appunto inizierà il processo, perché appunto il Covid non ha segnato la nostra regione solo dal punto di vista sanitario, ma ha avuto anche delle ripercussioni a livello giudiziario. Da Vo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin da Vo in diretta, grazie ai tuoi ospiti. Allora c'è un altro tema che rende, diciamo dal punto di vista della salute è stringente, quello dello smog e dell'inquinamento atmosferico. C'è chi ha fatto evidentemente una scelta differente. Andiamo a Vicenza dal nostro Daniele Garbin, che con Simone Squarcina ha incontrato Enrico Pollini, che da 10 anni ha rinunciato all'auto. È così, Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, è proprio così come hai raccontato. Buongiorno ai telespettatori, siamo in compagnia con Enrico Pollini e da 10 anni praticamente non sta quasi mai usando l'auto, una scelta in controtendenza e anche particolare perché è avvenuta per caso, però è diventato motivo poi di un tratto che vorrebbe anche che altri cittadini facessero, e ha coniato un hashtag, lo facciamo proprio dire a lui, che sta riscuotendo successo. È un hashtag nato per scherzo su Facebook, che è una cosa da boomer come noi, ed è Love to Travel by Bus, cioè praticamente a me piace usare l'autobus, i mezzi pubblici in generale, il treno assolutamente sì. Ecco, come è avvenuta questa scelta? Dicevamo quasi per caso, però ha apprezzato a questo punto i vantaggi che elenchiamo a questo punto e che servono anche per chi magari è nelle condizioni anche fortunate, diciamolo, sue, di poter invece in qualche modo equiparare o riproporre. Quali sono? Allora, la cosa è nata per caso 10 anni fa. Io già usavo poco l'automobile e l'automobile che possedevo è morta, finita, irreparabile. Chiesi al mio meccanico di trovarmi una cosina usata per fare quei pochi chilometri che dovevo fare. Ci ha messo un po' di tempo, passavano le settimane, a quel punto mi sono reso conto che tutto sommato stavo benissimo anche senza. Ecco, e a quel punto... Quindi è nata per caso, insomma, sì. Ecco. E i vantaggi? Allora, i vantaggi è che hai tutta una serie di pensieri in meno, le manutenzioni, i tagliandi, cambiare le gomme, i bolli, le assicurazioni, eccetera, una serie di costi in meno, per cui quando serve puoi permetterti un taxi o un'auto a noleggio senza pensiero alcuno, e sì, la libertà di muoversi con le proprie gambe e saltando sul primo mezzo che passa. E i limiti degli orari, i collegamenti, a volte ci si fa anche quel pensiero perché non tutto è sempre raggiungibile, oppure è così invece? Ha scoperto che ci sono i collegamenti? Allora, io quei 4-5 mila chilometri all'anno in auto
vuoi con quella di famiglia, vuoi con quelle a noleggio, finisce che li devo comunque fare. Cerco di limitarli al massimo e ci vuole un po' di naso, un po' di conoscenza, un po' di inventiva. In realtà ci sono tanti posti che sono irraggiungibili, ma molti altri tutto sommato ci si arriva, i mezzi funzionano, ci sono delle direttrici dove non dico che è come montare in metropolitana a Londra, ma quasi, con un po' di attenzione agli orari si fa. Ecco, diciamo anche che Enrico è il promotore di un gruppo che insomma organizza dei train. Cos'è che lei sta organizzando? Abbiamo gli scarponi proprio ai piedi, proprio anche se siamo in centro. Allora, quella è una cosa che c'entra poco, e tutti i sodali con cui organizziamo questa cosa hanno l'automobile, quindi no, io ho corso in passato e organizzo assieme all'Ultra Bairicus Team 2 gare di trail su lunga distanza, quindi l'Ultra Bairicus adesso a marzo qui a Vicenza e poi la Transdavet a luglio sulle piccole Dolomiti. Diciamo che l'esperienza di aver corso, di aver frequentato la montagna, di avere comunque le gambe buone, oltre ai mezzi pubblici aggiunge un raggio d'azione a piedi, che è un'altra delle cose che si dimenticano, che fa parte del pacchetto non avere la macchina. Vi do un dato semplicissimo: camminando a velocità normale dalla rotonda di Viale Milano a Ponte degli Angeli ci si mette meno di un quarto d'ora. Vi sfido a farla in automobile nello stesso tempo. A tutto vantaggio della salute. Assolutamente sì. Ecco Lina, se non hai domande Enrico è disponibile, ma noi siamo qui, ecco, se no restituisco la Lina allo studio. Mi pare che abbiate reso l'idea, davvero Daniele, grazie a te, grazie al tuo ospite, un esempio ecco, di vita, di mobilità alternativa, bravissimo, grazie infinite. Noi adesso rientriamo in studio perché dobbiamo andare in pubblicità e poi ci trasferiremo piuttosto lontano con un bel collegamento dalla Nuova Zelanda. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora adesso siamo in grado di andare a Conegliano per parlare delle nuove norme dell'Europa sui glifosati e sui pesticidi. In realtà dopo la protesta dei trattori, dei coltivatori, c'è stato un lungo dibattito su questo. Ce ne parla il nostro Lucio Zanato che è sulle colline del Prosecco insieme a Nicoletta Rizzetto e vedo Valerio Nadal di Condifesa. Buongiorno. Buongiorno Lina, non siamo in Nuova Zelanda, però devo dire che è un tema che riguarda anche la Nuova Zelanda, anche perché qui oggi nel forum fitoiatrico fatto qui al Cerletti di Conegliano si è parlato non solo di trattamento della vita, ma in genere di trattamenti in agricoltura e per tutto il mondo, quindi è un tema veramente mondiale, quello dell'utilizzo dei trattamenti e di alcuni prodotti. Per la prima notizia Valerio Nadal l'ha data la Regione del Veneto con la riammissione da parte dell'Europa del glifosato, che insomma voglio dire ha fatto sempre discutere questo prodotto che è stato combattuto. In realtà i dati dicono che si degrada, che non dà nessun problema all'ambiente e alla gente. Allora, è una notizia anche per me è nuova, è un prodotto che comunque è stato usato parecchio nell'agricoltura, anche perché ti ha permesso in un modo, anche in una forma agevolata, di controllare le malerbe. È stato, però comunque non abbiamo conferma che ci siano delle residualità dovute a questo principio attivo. Noi come Consorzio di Difesa chiaramente siamo impegnati per il controllo delle malerbe, sostituendolo questo prodotto, anche se abbiamo il dubbio. Se c'è il dubbio, perché non impegnarci a trovare una soluzione alternativa? Già, perché qui poi nel forum fitoiatrico voi state cercando di utilizzare sempre meno prodotti chimici a fronte di un miglior utilizzo degli stessi, cioè l'idea è quella di dire usiamo meno e usiamo meglio e quindi formiamo gli agricoltori, perché la realtà è questa. Qui sono venuti agricoltori, sono venuti periti, è venuta gente a imparare a utilizzare
utilizzare meno e meglio i prodotti. E utilizzare quando anche il prodotto, perché questo è importante, utilizzare cosa, però utilizzarlo quando. Noi anche con una forma, con le nostre anche forma di comunicazione che stiamo andando agli agricoltori di dire dovete intervenire in base alle condizionalità dell'azienda, intervenire anche quando, perché le condizioni comunque che decidono sono le condizioni climatiche. Ecco, va detto un'altra cosa, noi stiamo cercando di andare avanti come territorio proprio nel minor utilizzo dei fitofarmaci, dei prodotti chimici, mentre l'Europa aveva già, diciamo, quella che è stata definita una delle battaglie vinte da parte dei trattori, in realtà non c'era nemmeno la battaglia perché già l'Europa aveva detto di bloccare, diciamo, le limitazioni di fitofarmaci e di rimandare tutto al prossimo Parlamento europeo. Oggi è stata confermata questa linea. Ma sarebbe stato, se a raggiungere comunque la riduzione dei fitofarmaci a un 50% sarebbe stato comunque un risultato molto ambizioso. Diciamo impossibile. Dipende dalle condizioni climatiche, perché mi viene in mente 2 anni fa dove comunque non pioveva mai, allora quel risultato sarebbe stato anche raggiunto. Però l'anno scorso chiaramente dove il mese di giugno e luglio difficilmente trovavi giornate di sole perché pioveva sempre, chiaramente quel risultato sarebbe stato irraggiungibile. Allora possiamo dire, concludendo il collegamento ai nostri telespettatori che magari non sono viticoltori, in ogni caso anche se l'Europa dovesse riammettere i fitofarmaci o comunque l'utilizzo di alcuni prodotti chimici, il lavoro che fanno gli agricoltori e i viticoltori, almeno nella Marca Trevigiana e non solo, è quello di andare sempre più verso una meccanizzazione e un minore utilizzo possibile della chimica. Nel cassonetto dei fitofarmaci oggi gli agricoltori non hanno solo principi attivi chimici, prodotti di sintesi, ma hanno anche, oggi si parla di biostimolanti, di induttori di resistenza, di corroboranti. Cosa significa questo? Che l'agricoltore è attento a quello che è la salute del prodotto finale, perciò la salute del consumatore, ma la salute anche dell'ambiente dove lui lavora e vive. E questo mi sembra che sia il messaggio più importante. Tra l'altro nella puntata di agricoltura racconteremo come si può combattere in vigna, ad esempio, i nocivi della vite con degli antagonisti, un po' come è successo con la vespa cinese quando c'è stato l'attacco ai castagni, se vi ricordate, nella zona della Pedemontana. E da Conegliano è tutto, a te Lina. Grazie Lucio e Nicoletta, grazie a Valerio Nadal naturalmente. Allora noi adesso sì facciamo un bel balzo, abbiamo collegati via Skype, li saluto e li ringrazio, Camilla Marcon e Francesco Zorzi. Buongiorno ragazzi, non so se sia corretto dirvi buongiorno, che ora è lì? È l'una di notte, però accettiamo un buongiorno. Vi abbiamo fatto fare le ore piccole, grazie ragazzi. Allora Camilla, trevigiana d'adozione, Francesco d'origine, mi pare di capire. Abbiamo parlato, ragazzi, poco fa dei 4 anni oggi, 21 di febbraio, dallo scoppio della pandemia in Veneto. Ecco, la vostra avventura comincia in quei momenti lì della pandemia. Intanto, diciamo ai nostri telespettatori dove vi trovate in questo momento. In questo momento ci troviamo a Tauranga, che è una cittadina sulla costa est dell'isola del nord della Nuova Zelanda. Sul mare, molto, molto bello. Siamo qua un pochino in pausa dopo un'ultima esperienza lavorativa perché purtroppo tra meno di un mese finirà anche questa avventura e ci sposteremo poi verso l'Australia. Ecco, voi... Proseguendo. Sì, dimmi. Dimmi Francesco. Sì, appunto andremo poi in Australia continuando un pochino alla volta, passo dopo passo, la nostra idea iniziale che era quella di fare il giro del mondo con il nostro camper, quindi un po' alla volta ci spostiamo. Torniamo verso l'Italia. Adesso siamo a metà strada, diciamo, e un pochino torniamo dall'altra parte, torniamo verso l'Italia. Allora, poi la regia dovrebbe avere anche delle immagini di copertura, le chiamiamo noi, di questa vostra esperienza. Allora, intanto ditemi quanti anni avete, ragazzi. Io ne ho 33 e 32. Quasi 33. Quasi 33, hai ragione. Ecco, no, perché adesso non togliamoci anche gli anni. Ragazzi, voi vi trovate nel vostro camper? Sì. Camper che ho visto, ecco, fateci vedere. Non c'è molto da vedere, diciamo, perché è molto piccolo. In una ripresa si vede tutto, il letto in fondo, il frigo, la cucina. Adesso siamo in salotto. E davanti a noi c'è la guida, quindi è tutto qui, questo minuscolo spazio. Allora, Nuova Zelanda e camper che si chiama Gran Passo, per gli appassionati del Signore degli Anelli, qualcosa già ci dice, no? Ecco, allora ditemi che lavoro facevate o se stavate studiando voi in pandemia. Cosa facevate quando è scoppiata la pandemia?
Io sono una kinesiologa e fisioterapista, quindi stavo facendo quello, mentre Francesco è... Io sono laureato in scienze motorie e mi occupavo principalmente di rieducazione motoria, lavoravo con patologie come patologie metaboliche, cardiovascolari, problemi prevalentemente però muscoloscheletrici, e mi occupavo di programmazione pre e post operatoria, quindi sempre diciamo più o meno lo stesso ambito. tra riabilitazione e rieducazione, ecco. E cosa è successo a un certo punto? Immagino che ci sia stato anche lo stop anche di determinati lavori, non ci si poteva avvicinare alle persone, una cosa complicata. Sì, diciamo che il periodo del Covid è stato storicamente un po' difficile per tutti, e noi abbiamo iniziato anche appena dopo il Covid a progettare delle palestre della salute con studi di fisioterapia, anche collaborando con associazioni benefiche come la LILT, per cui abbiamo progettato appunto la palestra, e eravamo appunto proiettati verso una nuova offerta di lavoro che avrebbe comunque ci avrebbe fatto mettere radici seriamente, perché era una cosa a tempo indeterminato, molto seria. Abbiamo avuto una grossa delusione da questo progetto. Esatto, anche un pochino per le situazioni appunto che si è ritrovato un pochino anche tutte le aziende post-Covid, non era comunque semplice, e quindi diciamo dopo questa delusione abbiamo diciamo pensato che l'età giusta per rientrare nei visti di lavoro c'era, e abbiamo pensato di prenderci questa, diciamo, pausa di 2-3 anni per fare un'esperienza un pochino diversa. Inizialmente l'esperienza era quella di andare in Nuova Zelanda con il Working Holiday e cominciare a lavorare. Dopodiché abbiamo appunto il Covid ritardando un pochino anche tutto quanto per tutti, ci ha portato a pensare a fare un passo ulteriore, e quindi dire perché non fare invece, provare a fare il giro del mondo spedendo il nostro mezzo, quindi il nostro camper, quindi unire l'utile e il dilettevole. E allora così era un po' fantasticando, all'inizio era solo fantasia, poi un po' come il giro del mondo di Julius Verne. Sì, esatto, che è uno dei nostri, esatto. E quindi sì, abbiamo deciso poi di fare questo ulteriore passo, che è stato un pochino anche un pochino di non dico pazzia all'inizio, però sì, è stato un pochino forse anche in risposta a quello al lockdown e tutto quello che c'era stato prima, al di là del lavoro. Francesco, praticamente dallo stop, dai vincoli del Covid e del lockdown alla libertà assoluta, diciamo, perché voi di fatto siete diventati dei viaggiatori full time. Vi chiamate le teste di camper, giusto per spiegare a chi sta vedendo in sovraimpressione questo nome che non abbiamo sbagliato noi, voglio dire, a scrivere in sovraimpressione, e voi avete appunto aperto tutta una serie di canali social, blog eccetera, per raccontare questa vostra esperienza, che è evidentemente fattibile e che riuscite a sostenere, perché poi uno si domanda, sì vabbè, spediscono il camper di qua e di là, vivono così eccetera, ma insomma c'è un progetto, un ragionamento dietro. Io ho letto anche che voi riuscite comunque anche da remoto a continuare a fare qualcosa a livello lavorativo. Sì, da remoto più che altro all'inizio, perché poi avendo visto Working Holiday ci siamo praticamente buttati nel mondo lavorativo estero, con lavori assolutamente con contratti casuali, quindi che non c'entravano nulla con la nostra esperienza pregressa, e infatti per esempio abbiamo coltivato pini per la riforestazione, abbiamo costruito serre, pollai, abbiamo raccolto fiori, pulito case vacanze, impacchettato verdure, abbiamo fatto di tutto e di più, e comunque gli stipendi sono buoni, questo si può dire, quindi è stato comunque una enorme mano per riuscire a continuare questo nostro progetto, chiamiamolo così. E questo lo facciamo qui in Nuova Zelanda, che ormai è quasi scaduto l'anno in cui appunto avevamo a disposizione per lavorare e viaggiare in Nuova Zelanda. Lo faremo in Australia, ma il primo anno effettivamente abbiamo lavorato un pochino online, appunto qualche lavoretto da remoto, perché negli USA non c'è la possibilità di ottenere questo tipo di visto lavorativo. Sentite, ditemi uno per volta, ciascuno, insomma, qual è la cosa che vi ha più colpito, che avete visto in questi mesi? Se vuoi iniziare. Allora, sicuramente, io sono appassionato della natura e degli animali. Anche negli USA, diciamo che
abbiamo visto tantissimi parchi nazionali, quindi diciamo tutti i nostri viaggi sono all'insegna della natura. Quindi quello che mi ha colpito di più sicuramente è la natura, gli animali anche selvatici che abbiamo incontrato e tutto ciò che riguarda appunto la maestosità e lo spettacolo della natura a 360 gradi. Per me sicuramente, appunto anche qui adesso ho visto che c'è una immagine dell'aurora australe. E eravamo qui tra l'altro a Twice, nell'isola del sud della Nuova Zelanda, e siamo usciti dal camper, abbiamo visto questo spettacolo meraviglioso nel cielo, e queste immagini sono dell'aurora australe che abbiamo visto qualche mese fa tra l'altro in Nuova Zelanda. Io forse avrei detto proprio l'aurora australe, che è una cosa che ci è successa proprio da pochissimo, che è stata un'emozione veramente immensa. Però giustamente come diceva lui, essendo anch'io molto appassionata, oltre che di animali e natura, anche di fotografia, per me gli incontri pseudo ravvicinati con tutti gli animali in libertà sono stati quasi tutti emozionanti, dal fatto di trovarsi per esempio in una spiaggia in California dove stavamo nuotando circondati da foche e leoni marini che provavano a giocare con noi, a per esempio trovarci in una foresta dove è una tappa, diciamo, della migrazione delle farfalle monarca, quindi eravamo in questa foresta di eucalipti completamente circondati da migliaia e migliaia di farfalle che ci volavano tutte intorno nel silenzio. È stato proprio emozionante. Sì. E poi anche abbiamo conosciuto molte persone, e è stato bello anche quello, condividere appunto esperienze di viaggio e non, con persone che all'inizio sono sconosciute ovviamente, ma poi con alcune di queste abbiamo anche instaurato bellissimi rapporti che tuttora stiamo coltivando, e ogni tanto ci sentiamo per aggiornarci l'un l'altro sul viaggio e su come sta andando. Ecco ragazzi, allora ditemi adesso quali sono i piani, diciamo, vostri. Abbiamo detto che si sta concludendo questa esperienza in Nuova Zelanda, vi sposterete in Australia, poi? Ci sposteremo in Australia per un anno, sempre con il visto working holiday di lavoro, e dopodiché probabilmente avremo due scelte: o se spedire il camper a casa, quindi in Germania o in Belgio, e tornare poi verso l'Italia, oppure se provare la via dagli Emirati Arabi facendo l'Iraq, la Turchia, la Grecia, Montenegro, Albania. Questo sarebbe il primo progetto iniziale. Diciamo che siamo un po' titubanti per tutti purtroppo i conflitti che ci sono adesso in questo momento, e quindi siamo un po' scoraggiati. Sì, alcuni ci hanno suggerito di non farlo, quindi vedremo poi dopo l'anno in Australia, vedremo come fare, come procedere. Ecco, ma non prendete in considerazione di fermarvi stabilmente a lavorare in Australia? Ma non lo sappiamo ancora. Diciamo che vediamo come... Facciamo una prima esperienza per capire come ci troviamo, com'è la vita, perché tutti ci hanno parlato molto bene dell'Australia. Abbiamo anche due cari amici che sono lì, che si trovano molto bene, che vorrebbero stare poi lì a vivere, e ci tenta, ma dobbiamo ancora viverla di persona, e quindi decideremo poi a tempo debito. Esatto, siamo molto appassionati alla cultura polinesiana in generale, quindi ci piace molto la Polinesia, la Nuova Zelanda. Abbiamo conosciuto anche, abbiamo lavorato con dei Maori, che sono proprio tipici appunto popolazione autoctona. Sì, come gli aborigeni per l'Australia. Abbiamo lavorato con dei Maori che ogni mattina facevano questi canti che loro trasmettono culturalmente, tutto in maniera non scritta ma oralmente, con questi canti. Allora tutte le mattine appunto ci ringraziavano la terra, ringraziavano il sole, e ci hanno avvicinato molto alla loro cultura e alla loro religione, che è molto connessa alla terra e alla natura stessa. Ragazzi, allora io vi ringrazio, e mi siete piaciuti tanto perché avete un coraggio che è proprio della vostra generazione, posso dire, perché quelle precedenti non so mica se, venendo dalla terra del posto fisso, il Veneto eccetera, ci sarebbe buttati con questa, no? Ma siete veramente eclettici, non vi scoraggiate, insomma, si cambia se c'è bisogno di cambiare, no? È meraviglioso. Ragazzi, devo andare in collegamento da Mogliano. Allora, Camilla Marcon, Francesco Zorzi, noi vi ringraziamo tantissimo, buonanotte a questo punto, buon riposo, e alla prossima occasione, ragazzi. Grazie infinite. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie.
Ciao ragazzi dalla Nuova Zelanda, mamma mia, bellissima esperienza. Allora, niente Nuova Zelanda, Mogliano Veneto, perché il nostro Christian Arboit ci sta raccontando di furti e di razzie varie. Purtroppo ci tocca dar conto di un'altra razzia, questa volta sulle auto. Diamo subito la linea a Christian Arboit e a Simone Merlo. Sì, Lina, grazie di nuovo e buongiorno. Partiamo da questa immagine molto evocativa della notte concitatissima che si è vissuta a Mogliano Veneto. Siamo in via 28 aprile nel parcheggio retrostante la stazione dei treni, è un luogo molto noto, molto frequentato anche appunto da chi si serve della ferrovia. Vetri a terra, sangue, vedi anche un fazzolettino, ma è uno scenario, è un'immagine che si ripete più volte in questo parcheggio. Auto vandalizzate nottetempo. Questa mattina un risveglio molto amaro per i residenti, ma alcuni poi hanno segnalato quest'uomo che si aggirava appunto tra le auto. Ci sta aiutando a fare chiarezza l'assessore Marco Donadella, assessore alla sicurezza, che ci ha raggiunto proprio ora. Assessore, ci aiuti a capire che cos'è successo? Allora, praticamente un cittadino extracomunitario non residente qui a Mogliano, sembra con l'utilizzo di un tombino, ha danneggiato alcune automobili, sembra per rubare quelle poche cose che c'erano all'interno. Il fatto è stato segnalato da alcuni cittadini e sono prontamente intervenute le forze dell'ordine che l'hanno assicurato alla giustizia. Si è ferito, lui stesso si è ferito, e niente, l'importante è che sia stato assicurato alla giustizia, perché sono stati appunto tentativi di furto particolarmente maldestri, significa che era in qualche modo anche alterato, perché non si capisce, c'è molto sangue a terra anche all'inizio del parcheggio. Molto probabilmente era sotto effetto di qualche, non dico sostanze o alcol o altro, ma sicuramente non era in sé, ok, per aver creato un danno di questo tipo e essersi fatto male. Stanno procedendo carabinieri e polizia locale? Sì, i carabinieri presidiano costantemente il territorio, anche la nostra polizia locale con dei servizi specifici. Ricordo che siamo in una zona di stazione, una delle stazioni più frequentate qui in Veneto. Ci aiutano molto anche i volontari della ANC, insomma la zona è presidiata, come vedete lì abbiamo installato anche delle nuove telecamere, pertanto tutti i mezzi che possiamo mettere in campo noi li mettiamo. Ecco, Assessore, mi segue Simone, mostriamo anche quest'altro fotogramma a Lina e ai telespettatori di Antenna 3 per darvi un po' la dimensione della nottata vissuta, perché parliamo di un parcheggio molto ampio. Ecco, qui ci sono altre tracce del passaggio di quest'uomo, vetri a terra rotti, anche qui sangue, e qui soprattutto, Simone, si vede benissimo quest'uomo, questo straniero che ha colpito nottetempo, ha perso molto sangue. Insomma, poteva andare peggio, Assessore. Poteva andare peggio perché ovviamente se il soggetto era sotto effetto di qualcosa o di alcol o di qualche sostanza, magari poteva fare male anche a qualcuno. Ripeto, ho ringraziato anche prima i carabinieri per il pronto intervento e per averlo assicurato alla giustizia. Marco Donadella, assessore comunale alla sicurezza di Mogliano Veneto, che è sempre molto disponibile e pronto. La scorsa settimana eravamo in Piazza Teatro per quell'aggressione ai danni di un 24enne moldavo, anche lì probabilmente un regolamento di conti. Allora, da via 28 aprile con Simone Merlo, Lina, ti restituisco la linea. Buon lavoro. Grazie a voi Christian, grazie a Simone Merlo. Allora, noi siamo in chiusura, vi ricordo adesso le previsioni del tempo come sempre e dopo il blocco pubblicitario noi torneremo in studio perché c'è lo spazio dedicato alla CGIL, parleremo in particolare con i segretari dello SPI di contrattazione sociale e legge di non autosufficienza. Sapete che potete chiamare naturalmente al numero che poi vedrete in sovraimpressione. A tra poco.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Previsioni per mercoledì 21 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie e gradevoli, minime tra i 2 e i 6, massime sui 12-15. Sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo con tanto sole, il cielo sarà sereno o velato, non sono attese piogge, temperature minime tra i 4 e i 6, massimo sui 13-14. Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con ottima visibilità, temperature minime tra 1 e 4, massime sui 15-16. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna.